Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io mi chiamo Martina. Grazie. È un piacere per me essere qui con voi oggi, questo pomeriggio, per questa speciale anteprima nazionale di un documentario che ha fatto un po' il giro del mondo e ha riscontrato più o meno ovunque il successo, il riscontro, il favore della critica e del pubblico, e anche in qualche modo si è aggiudicato diversi premi, tra cui il premio della giuria al Sundance Film Festival, ma anche una nomination agli Oscar nella categoria miglior documentario. Un documentario che ci porta a scoprire le vite di tre artisti, che sono Ania, Slava e Andrei, e i quali condividono un forte legame umano e basato sia sulla condivisione degli interessi artistici che sul forte senso di appartenenza che provano nei confronti della propria terra, quella che loro stessi nel film, come sentirete, chiamano il proprio giardino, ovvero la Crimea. E in questa vicenda, in questa quotidianità condivisa, un po' eretta da un perfetto equilibrio, potremmo dire, tra natura e arte e vita, si insinua però il dramma dell'invasione russa, e che spinge i nostri tre protagonisti, i tre principali personaggi di questa vicenda, a scendere in campo per lottare proprio per la loro terra, per la loro patria, e lo fanno sia attraverso la loro arte, quindi gli strumenti di cui dispongono, che corrispondono alla loro vocazione, al loro lavoro, ma anche attivamente prendendo parte alle forze speciali ucraine. E la loro lotta si estende ben oltre il campo di battaglia, perché loro, non è evidente all'interno di tutto il racconto, non rinunciano mai alla ricerca della bellezza e dell'ispirazione. Ed è anche per questo che il simbolo perfetto di questa vicenda sono le piccole figure di porcellana, che sono il frutto del lavoro e del genio creativo di Slava, che modella la porcellana, e di Ania, che la dipinge, e che dominano su queste macerie, contrastano con le macerie, e le immagini di devastazione si alternano a queste splendide e pittoriche immagini che hanno una forte espressività e una forte anche aura poetica, e diventano un po' anche il simbolo di quello che loro rievocano come un passato idilliaco, ma allo stesso tempo anche un presente molto profondamente incerto, ma anche di un estirpabile senso di speranza che i tre dimostrano di coltivare e di continuare a provare nonostante tutto. Questo quindi ci fa riflettere e ci induce a pensare che Porcelain War non sia soltanto un documento di realtà, una raccolta di testimonianze, ma anche in un certo senso un manifesto rispetto alla lotta, alla passione che muove queste persone e che le spinge a lottare e a usare, impugnare la propria arte, impugnare la telecamera, ma anche per la prima volta nelle loro vite il fucile, e nel tentativo in qualche modo di ricomporre i frammenti di un mondo che si sta evidentemente sgretolando attorno a loro. E quindi io non vi direi oltre, vi lascerei alla visione, non prima di ringraziare anche gli amici e le amiche dell'Associazione Ucraina Friuli che partecipano alla proiezione. E buona visione.